Noi stiamo cercando di mettere in piedi un sistema innovativo che faccia vivere il treno come una metropolitana. Non siamo i detentori del sapere e della verità assoluta. Ho tanti che mi scrivono, che mi insegnano, mi spiegano tutto come funziona, però poi io vedo che ci sono 100.000 utenze al giorno e quindi accogliamo tutti i suggerimenti e tutto è perfettibile, però abbiamo l'obbligo di provare questo sistema perché se funziona veramente toglie qualche guaio. Se poi i cittadini, voglio scandirlo bene, mi dicono che i treni arrivano in ritardo, mi dicono che i treni sono sovraccarichi, mi dicono che i treni sono freddi d'inverno, queste tre rimostranze noi le facciamo puntualmente, le codifichiamo, ma le debbono fare a Trenitalia, cioè il governo che gestisce i treni e che è proprietario di questa partita. Noi non c'entriamo nulla sul fatto che un treno arriva in ritardo. Invece maldestramente si fa passare l'idea che il treno arriva in ritardo per colpa di Zaia, non c'entra nulla. Ho assolutamente piena disponibilità ad ascoltare tutti, però ognuno deve portarsi a casa le proprie responsabilità.